Assessore Callari, oggi Monfalcone celebra l'aeronautica, a riprova del fatto che non è solo la città dei cantieri. Sì, Monfalcone è una città molto complessa sicuramente, dove in questi anni ci sono stati anche degli scontri sociali, anche piuttosto aspri, ma è una città molto viva, molto vivace e non è la città, giustamente diceva, solo dei cantieri, anche se i cantieri fanno parte del DNA di questa città, ma per quello che essi rappresentano. C'è una città industriosa, una città che vuole puntare sempre in alto e l'immagine di questo aereo delle frecce tricolori, cioè dell'orgoglio italiano, dell'eccellenza italiana che vola in alto per i cieli, è anche un po' l'immagine di questa città, che nei cantieri non ha solo costruito navi, ma che nel passato ha costruito anche degli aerei. Pochi lo sanno, ma l'aeronautica ha delle radici anche all'interno di questa città. E il fatto di aver in questo momento, nel momento in cui si celebra il centenario della fine della Grande Guerra e del ritorno di Monfalcone all'Italia, questa immagine, quella dell'aereo, delle frecce tricolori al centro di Piazza della Repubblica, è un'immagine dotata di una grande simbologia. Questa città vuole tornare a volare alto e noi, l'amministrazione regionale, il governatore Massimiliano Federica, che è particolarmente affezionato a questa città, farà di tutto perché la regione segua questo tipo di esempio. Volare alto per questa regione significa ritornare a scoprire i propri valori, ma immaginare quello che può essere un futuro di innovazione, ma anche un futuro di ricchezza e prosperità per i nostri ragazzi.